Buongiorno a tutti. Chiedo scusa e saluto, perché l'ho dimenticato colpevolmente, il prefetto di Udine Zappalorto, che non conoscevo di persona, che poi chiameremo sul palco. Grazie Andrea, buongiorno a tutti, è un onore per me ancora una volta, anche quest'anno, potervi portare il saluto dell'amministrazione comunale e allo stesso tempo rappresentare un senso di gratitudine della città di Cividale per aver aderito, sostenuto e allo stesso tempo offerto un contributo personale di partecipazione e di volontà di appunto affrontare dei dibattiti importanti in una terra come la nostra, in una città come la nostra, che quest'oggi diventa ancora una volta punto centrale di questo dibattito, di un dibattito legato alla legalità e alla giustizia, e quindi ancora una volta Cividale si sforza di decentrarsi rispetto alla sua collocazione geografica, che ci vede sempre appunto nell'ambito della nostra regione come una regione di confine, ancora una volta una regione al centro non solo dell'Europa e della Mitteleuropa, come siamo abituati appunto a collocarci nell'ambito in particolare di quelle che sono iniziative di carattere culturale e legate in principal modo alla storia della nostra città, ma anche di un dibattito che in Italia credo sia sempre più attuale e necessiti ancora di più di quelli che sono gli strumenti, come dicevi tu Andrea, di contaminazione, di dialogo tra diversi mondi. Il fatto che l'opportunità viene offerta appunto al mondo della scuola, ai nostri studenti, a partire appunto dal Convitto Nazionale Paolo Diacono e da tutte le scuole di Cividale, che anche attivamente in questi anni hanno collaborato con la nostra amministrazione alla realizzazione di questo evento, ci consente ancora una volta di guardare appunto al futuro con speranza, di offrire, ripeto, nel nostro piccolo un approccio e una visione più alta che esce dal provincialismo e che guarda appunto a nomi e a interventi che nei prossimi giorni, in questa 3 giorni di Lexfest, credo possano offrire un contributo importante appunto alla propria formazione. Non per altro l'ordine dei giornalisti, così come degli avvocati e, se non vado errato, anche dei dottori commercialisti, ha voluto riconoscere agli interventi che appunto si terranno nell'ambito di questa 3 giorni dei crediti formativi, a testimonianza di quanto importante e di che livello sia arrivata oggi la manifestazione. Anch'io mi unisco ai ringraziamenti dovuti al dottor Nordio, che ci ha onorato di aver accettato appunto la presidenza onoraria, e ovviamente a tutti i componenti del comitato Lexfest che appunto avremo modo di incontrare nei prossimi giorni. Ospiti sono sicuramente importanti, di grande livello. Abbiamo sia nell'ambito del mondo dell'informazione e del giornalismo penne come dire, di altissimo valore, e come sempre accade abbiamo cercato di dare spazio a tutti, in maniera tale appunto che il confronto possa guardare i diversi punti di vista che appunto il mondo dell'informazione, allo stesso tempo i ruoli che i nostri ospiti rivestono,